Ormai in Veneto c'è una presenza radicata della criminalità organizzata che permea da tempo ogni settore imprenditoriale senza distinzione di settori merceologici. Parola del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, che guida la direzione distrettuale antimafia. Nel bilancio semestrale sulle attività di indagine e repressione delle mafie ha detto: abbiamo elementi per rilevare che soggetti riconducibili alla criminalità organizzata siano presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento dei rifiuti, alle attività imprenditoriali più complesse e organizzate. Su questo sicuramente gioca un ruolo determinante la scarsa attenzione culturale del problema dell'infiltrazione mafiosa negli ambienti socio-economici, che non significa necessariamente connivenza, ma che di fatto si tramuta in un inquinamento del vivere quotidiano, sia nella mancata presa di coscienza reale della società civile e dei suoi organi rappresentativi. Un giudizio durissimo e senza sconti, con un approccio che in Veneto negli anni molti hanno evitato di tenere per continuare a dire che va tutto bene. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 15 settembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda la mafia che in Veneto è radicata, anzi radicatissima, lo dice la direzione distrettuale antimafia nella sua relazione. Allora, il titolo della notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: l'allarme del procuratore Cherchi. L''ndrangheta è attiva su spaccio, riciclaggio e estorsioni, scarsa attenzione culturale alle infiltrazioni. In Veneto, insomma, la mafia è radicata. Soggetti della criminalità organizzata presenti in ogni settore economico. L'articolo è di Enrico Ferro sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, la notizia anche sul Gazzettino, un articolo di Nicola Muraro, il titolo: la criminalità organizzata presente ovunque in Veneto, la relazione antimafia segnala infiltrazioni in ogni settore, richiamo da parte del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi nei confronti dell'imprenditoria. Questo per quanto riguarda la presenza della mafia e della criminalità organizzata in Veneto. Ma noi voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi e siamo a Venezia, dove di recente il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente la tassa d'ingresso di 5 euro per entrare nella città storica. Partirà dal 2024 con una sperimentazione di un mese. La notizia di oggi è che l'UNESCO ha salvato Venezia, che non sarà nella lista nera. Lo leggiamo sul Gazzettino in un articolo di Alberto Francesconi. Evitato l'inserimento tra i siti a rischio per turismo di massa e cambiamenti climatici. Decisivi il MOSE, il blocco alle navi da crociera e il contributo di accesso per regolare i flussi. Il sindaco Brugnaro commenta la notizia: i nostri sforzi sono stati riconosciuti, lavoro di squadra col governo. Parla anche il ministro Sangiuliano, che dice: fermata una manovra indebita. La notizia anche sul Corriere del Veneto: ticket d'accesso e MOSE salvano Venezia dalla lista nera dell'UNESCO. La decisione a Riyadh dopo la requisitoria su turismo, grattacieli e cemento. Anche qui le dichiarazioni del ministro alla cultura Sangiuliano: il comune ha adottato provvedimenti coraggiosi, il ministero è al suo fianco per la tutela della città. Il sindaco Brugnaro dice: tutti hanno riconosciuto gli sforzi che stiamo mettendo in campo, la proposta di Danger List era politica. Insomma, pericolo scampato ancora una volta per l'inserimento nella lista nera da parte dell'UNESCO della città di Venezia, ma sicuramente il dibattito sulla tassa d'ingresso continua e continuerà almeno fino al 2024, quando entrerà in vigore e partirà la sperimentazione. Continuano le proteste da parte dei veneziani, che non si rassegnano all'idea che la loro città sia trasformata in una nuova Disneyland. Voltiamo pagina e purtroppo torniamo a parlare di morti sul lavoro. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: la tragedia è avvenuta a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.
Un enologo è morto cadendo in una cisterna, stava soccorrendo un collega in difficoltà. Shock all'azienda Cadiraio, la vittima è Marco Bettolini, 46 anni, di Bassano. Si è accorto che il giovane aveva perso i sensi e ha cercato di aiutarlo, leggiamo così nell'articolo di Federico Cipolla per i quotidiani del gruppo Gedi. Il dramma attorno alle 14 all'autoclave, inutili tentativi di rianimare il 46enne. Alberto Pin, invece, di 31 anni, di Cordignano, è ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Si tratta dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Veneto, che peraltro ha portato il numero dei morti a 5 nella sola giornata di ieri sul territorio nazionale. Continua quindi la strage nei luoghi di lavoro del Veneto e del nostro paese, una strage silenziosa della quale purtroppo nessuno sembra volersi davvero occupare. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, riguarda le case rifugio per l'accoglienza di donne e minori. Chiara Luisetto, consigliera regionale del Partito Democratico, parla di un futuro incerto per le case rifugio e chiede alla regione di dare delle risposte. Allora vediamo l'articolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Sono trascorsi mesi da quando anche da parte nostra è partito un chiaro allarme a sostegno della rete di servizi e associazioni che si occupano dell'accoglienza di donne e minori. Eppure la giunta regionale continua a tacere sul destino dei centri antiviolenza e delle case rifugio, strutture essenziali messe a rischio da un'intesa Stato-Regioni. A lanciare l'allarme con un'interrogazione all'assessora regionale al sociale Manuela Lanzarin è, come abbiamo detto, la consigliera regionale del PD Chiara Luisetto. Un'interrogazione per tenere alta l'attenzione sulla vicenda, che riguarda i requisiti minimi che entreranno in vigore nel marzo 2024 e che i centri devono possedere per essere inclusi tra gli enti riconosciuti e meritevoli di sostegno economico. Luisetto, assieme ai consiglieri Dem, Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Andrea Zanoni, dice: molte realtà che gestiscono questi centri e case rifugio navigano nell'incertezza più assoluta. Questo appunto perché tra pochi mesi scatteranno i nuovi requisiti necessari per le strutture. Senza queste non potranno più vivere. Il requisito più critico è rappresentato dall'obbligo di dotarsi di un numero telefonico dedicato per garantire la reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, una condizione che al momento metterebbe fuori gioco la stragrande maggioranza delle strutture territoriali indispensabili per garantire protezione alle donne vittime di violenze. Un'emergenza denunciata con una mozione già a luglio, ma da allora non si è mosso nulla. Avevamo chiesto, conclude Luisetto, e chiediamo ancora all'assessore Lanzarin fatti concreti per scongiurare queste chiusure. Ora con questa interrogazione vogliamo sapere quali azioni si stanno portando avanti e se è in previsione un confronto per fare il punto della situazione con gli organismi direttivi dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.